Hanno protestato davanti ai cancelli dell'Istituto di Riposo di Via Beato Pellegrino dove lavorano. I loro stipendi si aggirano sui 1.100-1.200 euro al mese, ma l'IRA chiede loro dai 3 a 5.000 euro a testa. Un contenzioso che dura da anni e che si gioca sull'interpretazione delle nuove norme. La questione riguarda compensi percepiti per coprire i turni festivi dal 2000 al 2008, come Natale e Capodanno. Noi crediamo che in questa fase chiedere a dei lavoratori che hanno il contratto bloccato fino al 2017 indietro soldi per un lavoro che hanno svolto a seguito di una interpretazione che viene data dall'ARAN su una norma sia veramente avere poca attenzione nei confronti dei lavoratori. Una richiesta assurda, dicono i dipendenti, che sostengono non è giusto chiedere di riavere retribuzioni correttamente versate in un regime precedente. La casta, come al solito, si schiera e si protegge. Ci sono dei funzionari, dei dirigenti che guadagnano montagne di soldi. Loro hanno sbagliato, loro adesso anche loro devono pagare. L'Istituto ritiene di aver fornito tutte le delucidazioni necessarie e non concede nuovi incontri, ma per gente che prende poco più di 1.000 euro al mese, svolgendo un lavoro impegnativo e fisicamente logorante, restituire migliaia di euro viene vissuto come una spada di Damocle. Alcuni precari mi hanno detto che loro erano costretti a fare queste festività e quindi adesso si trovano che le hanno fatte per il bene dell'azienda e si trovano a restituire i soldi.